Giornata del rifugiato qua a Santa Elisabetta, con un triangolare con le squadre di Racalmuto e Comitini, ovviamente Santa Elisabetta. Sì, è stata una giornata molto bella che era prevista all'interno del calendario della giornata mondiale del rifugiato del 2024. Abbiamo regalato un momento molto bello ai nostri ragazzi organizzando questo torneo di calcetto. Il calcio, come sappiamo, è quel mezzo che accomuna un po' tutto il globo terrestre. Oggi abbiamo avuto il piacere di essere ospitati dall'amministrazione comunale di Santa Elisabetta, che come sappiamo è stata rinnovata di recente. Abbiamo trovato la conferma che questa comunità, anche con il nuovo sindaco, si è messa immediatamente a disposizione di tutti noi, è sempre stata al nostro fianco, e dunque ringrazio il neo sindaco, l'avvocato Gaziano, per averci dato questa opportunità. L'impegno continuerà dopodomani con un altro importante evento? Sì, dopodomani, appunto giorno 28 di giugno, saremo al Villaggio Peruzzo, dove ci sarà un altro incontro di calcio organizzato dall'associazione appunto Cometa contro l'associazione Amici della Polizia. Sarà anche lì un altro momento conviviale, di condivisione, così da festeggiare insieme questo importante momento, questa importante giornata che, come sappiamo, pone al centro le problematiche di coloro che scappano dalle guerre, coloro che appunto sono costretti a scappare. Concetti quasi banali, ma che è necessario sempre ricordare alla nostra comunità. Le nuove diciamo, tendenze fanno sì che su queste tematiche occorre sempre dare il giusto risalto e ricordare a tutti che chi scappa dalla guerra non lo fa per piacere. Emilio, è stato un triangolare, diciamo, abbastanza partecipato, ragazzi, finito anche con i rigori? Finito i rigori, si è aggiudicato il trofeo il progetto di Santa Elisabetta, secondo il progetto di Comitini per la cronaca, e ultimi il progetto di Racalmuto. È stata una bellissima giornata e speriamo di organizzarne altre. Sindaco inizia la sua sindacatura con un triangolare della giornata del rifugiato che vede appunto i ragazzi di Santa Elisabetta, Racalmuto e Comitini oggi qui presso la vostra struttura sportiva. Tra l'altro ha vinto proprio la vostra squadra di Santa Elisabetta. Sì, oggi è un momento di festa, inizia proprio con un momento di convivialità con i ragazzi del nostro centro. Si è organizzato questo triangolare grazie all'associazione Cometa che gestisce i ragazzi del nostro centro. È stato un momento meraviglioso, un momento conviviale, un momento dove tutti hanno potuto esprimere le proprie doti calcistiche e le proprie doti umane. Santa Elisabetta si mostra ancora una volta il paese dell'accoglienza, il paese dell'integrazione e il paese dello stare insieme. Continuerete questa collaborazione? Sì, sin da subito. Stiamo già organizzando con l'associazione Cometa che gestisce il nostro centro un momento di festa, penso che lo faremo proprio alla fine dell'estate.